Bene signori, la più cordiale buonasera da parte di Fabrizio Ercolini e Giulio Arnolieri. Partita importante qua al Palahockey di Forte dei Marmi. Questa sera si affrontano per il campionato di Serie 1 di hockey su pista la GDS Hockey Forte dei Marmi contro l'Hudbroker Scandiano. Partita importante, le due squadre divise solo da un punto se non ricordo male, perciò i 3 punti in palio sono importantissimi. Partita importante perché tornano due personaggi che vediamo nei manifesti celebrativi del primo scudetto: Verona fra i pali, all'epoca era il secondo di Stagi, e Roberto Crudeli, che era giocatore e allenatore in quella cavalcata fenomenale che ha portato il primo scudetto a Rossoblu. Dunque torna uno dei figli più amati da Forte dei Marmi a livello sportivo, Roberto Crudeli, che allena una ottima squadra, Giulio. Una squadra che scenderà questa sera in pista agli ordini del signor Joseph Silecchia e Matteo Fermi, coadiuvati da Donato Minonne e Massimo Lucifero, e che vede in pista per lo Scandiano i due portieri che sono col numero 1 Vecchi con l'85 Mattia Verona, poi abbiamo Ballestrero Coi, Franchi Festa, Gelma Paz, Tataranni, Busan, Barbieri. Il Forte dei Marmi risponde con la formazione tipo con Bertozzi e Gnata, difesa della porta, poi Davide Motaran, Lorenzo Giovannetti, Ambrosio, Federico Ambrosio, Giordi Burgaia, Xavi Rubio, Martì Casas, Cosimo Mattucini e Giacomo Maremmani. Gli allenatori Crudeli, come già detto, per la Scandiano, mentre per la formazione della GDS Impianti Pierluigi Bresciani. Partita importante anche perché guardando le due formazioni, insomma, è uno Scandiano veramente approntato molto bene, con grandissimi campioni proprio di qualità altissima. Sì, infatti è stata rivoluzionata la squadra rispetto a quella dello scorso anno. Sono rimasti praticamente Mattia Verona e Franchi, il giocatore di Follonica, capitano con il numero 9, e poi tutto il resto della squadra è nuovo. C'è Gelmà che viene da Follonica, c'è Festa che viene dal centro giovani di Viareggio, c'è lo spagnolo Coi che non ha certamente bisogno di presentazioni, c'è Ballestero che viene dal Vercelli dove ha disputato veramente un'ottima stagione, e poi c'è Massimo Tatarani che anche lui a sua volta non ha chiaramente bisogno di presentazioni. Ci sarebbe anche Samuele De Pietri che però stasera non è fra i convocati, e comunque è una formazione costruita proprio per cercare di entrare nei playoff e di fare un buon campionato. Fra l'altro il settore offensivo è certamente molto insidioso, con Tatarani che ha già 12 reti e Festa 9, quindi ne ha già segnate Festa di più di tutta la scorsa stagione. Ricordiamo che lo scorso anno Festa fece degli ottimi playoff dove segnò reti pesantissime a Lodi e anche al Forte dei Marmi, ma in regular season ebbe vari problemi fisici e anche poi di ambientamento. Invece a Scandiano ha trovato subito un ambiente giusto e ha già appunto segnato 9 reti, che non è poco, considerando che poi c'è un giocatore come Tatarani che insomma è uno veramente dei più grandi, nonostante i 41 anni di età è sempre uno dei più grandi bomber italiani. Quindi una sfida nella sfida sarà anche quella fra Tataranni e Federico Ambrosio, ma veramente i motivi sono tantissimi, anche non ultimo quello di vedere all'opera questo Marc Coi che abbiamo sempre visto giocare qui con le formazioni spagnole e che invece è venuto ad arricchire il campionato italiano. Quindi forse non ci sono i giocatori di primissima fascia, però ci sono veramente dei giocatori di qualità, spagnoli di qualità nel campionato italiano, e uno di questi, fra l'altro uno degli ultimi arrivati, è proprio Marc Coi. Bene, grazie Giulio. Intanto vediamo le due formazioni al centro della pista che vanno a fare la presentazione al pubblico e alla televisione. Io voglio ricordare che anche questa sera, grazie alla Birra Vitizia, la birra della Versilia, la UNE Birra Vitizia, possiamo premiare, o meglio sarà premiata a fine gara il top player delle due squadre. E questa sera per l'occasione voglio ricordare la F55, una birra ad alta fermentazione, veramente un capolavoro con abbinamenti importanti, una birra fruttata col coriandolo, l'arancia, perciò insomma una birra molto particolare, sicuramente da provare, la F55 con la blanche della Vetizia. Ma andremo poi a vedere chi sarà a
guadagnarsi in questa importante gara le 2 Magnum che lo sponsor appunto VNE Vetizia Birra della Versilia andrà a premiare con una Magnum del loro prodotto migliore. Le squadre si stanno preparando, da segnalare anche, Giulio, il fatto che c'è questo signor Fermi che agli appassionati veri ricorderà un signor Fermi, ma qui siamo al passaggio delle consegne. Sì, infatti Gianni Fermi è stato uno dei più grandi arbitri italiani, recentemente, insomma non molti anni ormai che ha chiuso l'attività, ma è stato veramente un grandissimo direttore di gara, e il figlio Matteo sembra destinato a seguire le orme del padre. Chiaramente è un esempio, insomma, abbastanza pesante, però insomma nell'hockey ci sono anche per esempio lo stesso Iorio di Salerno, anche lui è figlio d'arte, c'era già stato il padre parecchi anni fa, molto prima rispetto a Fermi, e fra l'altro i Fermi vengono da una città dove l'hockey in effetti non c'è, perché è di Piacenza, e quindi un po' strano questo, anche se chiaramente in quella zona del nord di società ce ne sono parecchie, perché ci sono praticamente le Lombarde che gravitano non molto lontano di lì. Comunque insomma vedremo anche all'opera 2 arbitri emergenti. Selecchi è già qualche anno che dirige nella massima serie, e stasera è chiamato a fare un po' anche da chioccia a questo giovane Fermi, che però insomma si è già ben comportato nelle serie minori, a quello che si sente dire. Intanto vediamo le 2 formazioni: Fortenoni che si schiera Cognata fra i pali, poi abbiamo la coppia d'attaccanti che sono nello specifico, anche se poi sappiamo che nell'hockey vale poco, Ambrosio e Casas, Burgaia e Xavi Rubio a completare il quintetto, dall'altra parte Balestrero, Tataranni, e poi con il numero 21 dovrebbe essere Coi. Vediamo intanto che siamo già partiti con il Fortenoni che recupera una sfera, la porta in avanti con Rubio al centro per il tentativo di Burgaia. Buona risposta del portiere, e adesso ci prova ancora il tiro e il gol immediato di Casas. Pressione fortissima dei rossoblù che vanno a cercare il tiro ripetutamente. Ci prova Burgaia, ci prova da fuori ancora Rubio, sfera respinta dal portiere Verona. Sono passati 21 secondi e Casas il tap-in per l'1-0. Dunque importante partenza dei rossoblù. Sì, veramente impressionante, perché un attacco a percussione, un primo tiro parato da Verona, il secondo tiro parato, e il terzo Verona onestamente non poteva farci nulla. Qualcosina forse poteva fare la difesa, perché è vero che insomma erano stati molto rapidi nell'azione, però qualcuno magari forse poteva provare, anche se come al solito diciamo, no, è facile dirlo di qui, però insomma ecco, forse credo che qualche responsabilità ci sia più nella difesa che non nel portiere, che più che pararne 2 consecutive penso non potesse fare. No, sicuramente no, anche perché si è trovato proprio lì praticamente al limite della lunetta un giocatore solo e un killer. Sappiamo che è molto bravo Casas in queste occasioni. Fortenoni che adesso manovra per linee esterne, Rubio per Burgaia, da questi al Casas che avanza, poi appoggia per Rubio, fascia destra per lui dietro porta, cerca un compagno, lo trova in Burgaia, la sfera sporcata proprio da quel Marcoi che stiamo vedendo all'opera in fase difensiva. Dunque niente di fatto, ci prova adesso Ambrosio in giravolta, poi ancora Casas, ma ancora Verona molto bravo. Tataranni recupera a sera, serve Coi, poi attaccato, ma un rimbalzo favorisce ancora Tataranni che deve girare dietro la porta, poi cerca il filtrante al centro, non riesce, Ambrosio parte, contropiede per Ambrosio, supera l'avversario, al momento del tiro viene sporcato, sfera che finisce sulla rete esterna della porta, dunque si riprende con l'ingaggio. Ancora comunque una folata offensiva dei rossoblù che sembra essere partiti con il giusto piglio. Tanto dimmi Giulio. Crudeli ha già chiesto il time out perché evidentemente non è soddisfatto, al di là della rete, proprio della sofferenza della sua squadra, quindi probabilmente cercherà di apportare dei correttivi, perché è chiaro che sta subendo veramente molto lo Scandiano. Insomma sono passati quasi 3 minuti, 2 minuti
qualcosa e non è ancora praticamente uscito dalla propria metà pista, è ancora il Forte dei Marmi, continua a insistere e non è che sta facendo girare la palla, va anche al tiro. Va al tiro ripetutamente, adesso eccolo qua Ambrosio che ci prova ma esce fuori dal rettangolo dell'area, ancora Ambrosio porta via sfera a Ballestero, passa dietro porta, l'appoggio intercettato poi da un avversario, era Gelma Paz, dunque niente da fare, adesso recupera sfera per un secondo ma ancora il Forte dei Marmi, Caparbio e Rubio attaccato da Tataranni, passa dietro la porta, serve Casas, torna la manovra, la squadra rossoblù, piazzato e lo Scandiano, Jordi Burgaia, ancora lui a far girare sfera per linee esterne, da questi a Rubio, il missile di Rubio passa alto, l'arbitro fischia il fallo per sfera alta, la punizione, il time out chiesto da Roberto Crudelli dopo soli 2 minuti di gioco, 2 minuti dove il Forte dei Marmi praticamente ha impedito allo Scandiano di uscire dalla propria metà pista. Che poi fra l'altro, se vogliamo, è un po' quello che potrebbe essere il tema tattico della partita, perché lo Scandiano ha una squadra molto molto brava nei contropiedi e quindi è chiaro che la bravura del Forte dei Marmi deve stare proprio nel cercare di limitare le folate offensive dei vari Tataranni e Festa quando è in pista, che chiaramente possono essere lanciati, serviti da giocatori insomma, che hanno un certo peso anche a livello di esperienza, quindi è evidente che Crudelli probabilmente si è visto un po' modificare dalla rete iniziale del Forte dei Marmi il quadro tattico, perché è chiaro che operare in contropiede è più logico e sulla carta più facile quando si è in parità o comunque quando si è in vantaggio, perché si può sfruttare le ripartenze degli avversari che cercano di rimontare. Quando invece si è in svantaggio è chiaro che qualcosa da cambiare c'è. Abbiamo visto Crudelli con la lavagna spiegare le cose sue, vediamo se ci saranno immediati effetti dell'intervento dell'allenatore dello Scandiano. Intanto non ci sono cambiamenti in pista, perciò Coi, Ballestero, Gelmà e Tataranni, risponde Rubio, Ambrosio, Casas e Burgaia che adesso porta sfera al centro, la deviazione di Ambrosio però esce fuori dal specchio della porta e adesso Coi che cerca di seminare scompiglio nella metà pista avversaria, poi da una sfera lunghissima cerca di recuperarla Tataranni, la spara lontana, esce dall'antigioco, attaccato molto bene da Casas, Marcoi, hanno qualcosa da dirsi di due a muso duro, poi si torna a giocare con Burgaia, fascia sinistra per lui, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, lo trova in Rubio, da questi a Burgaia, cerchio di centropista, fascia destra adesso per Burgaia, punta l'avversario, la mette al centro, c'è Casas ma è trattenuto in maniera regolare, dice l'arbitro, ancora Ambrosio semina un po' di panico ma poi è costretto a girare a ritroso, dall'altra parte è Casas che può andare al tiro, Rubio sul gran filtrante di Casas, ma è fuori dall'obiettivo e dunque può tornare in avanti lo Scandiano con il numero 8 Tataranni, da questi a Gelmà, Coi ancora per Ballestero, attenzione a Tataranni che cambia ma sbaglia tutto, recupera sfera, Casas vola in fascia destra, cerca di farsi vedere Rubio, poi finisce a terra in area. Ambrosio colpisce il portiere, bisogna ripetere la battuta, è assegnato il fallo di squadra a carico del Forte dei Marmi per la carica sul portiere Verona da parte di Ambrosio. Battuta in questo momento la punizione, la fa girare Gelmà, Tataranni per Ballestero, Tataranni ancora, Coi, Ballestero, cerca un compagno, lo trova in orizzontale per Gelmà, Tataranni ancora per linee esterne, lo Scandiano aspetta di piazzare il tiro, lo fa in questo momento Marcoi dalla lunga distanza, passa fuori dallo specchio della porta, ma ancora lo Scandiano che può manovrare il tiro, tentativo di deviazione che non riesce per l'intervento di Burgaia, ma la sfera torna in possesso degli avversari, ancora il tiro è spizzato, e questa è la tecnica adottata in questo
parte del tempo, che adesso sfumano i 45 secondi e dunque la punizione in favore del rossoblu con Xavi Rubio che torna in avanti, e mi pare, Giulio, che il correttivo poi alla fin fine quello è. Sì, infatti, chiaramente non potendo agire in contropiede bisogna inventare qualche altro sistema, e allora un tipo di soluzione intanto vicinissima al gol il Forte Marmi con Ambrosio. Forse la pallina ha colpito anche la traversa. Intanto dalla parte opposta la conclusione, la prima conclusione in porta di Tataranni. Va bene, ne parliamo dopo del correttivo. Volevo dire soltanto che molte squadre lo usano, per esempio anche il Centro Giovani spesso è andato in gol in questa prima fase del campionato con tiri da fuori. Chiaramente bisogna avere un buon tiratore dalla grande distanza e poi deviazioni sotto misura dentro l'area. Intanto recupera la sfera il Forte Marmi e torna in avanti con Ambrosio che punta l'avversario, supera il primo, non il secondo, la sfera rimane lì. Casas è il più veloce di tutti, molto reattivo stasera il ragazzo, attaccato, resiste alla sponda, è Burgaia, scusate, ancora lui, passa dietro porta, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, schierata lo Scandiano e la GDS che va a manovrare con Burgaia, esce dalla zona calda, la dà all'indietro per Rubio, il tentativo di Rubio e poi un filtrante per Ambrosio, non la aggancia in un primo momento, adesso Ambrosio ci prova da dietro porta, niente da fare, fa buona guardia il numero 85 Verona. La sfera intanto, attenzione per Gelmà che si allarga in fascia sinistra, attaccato vittoriosamente in maniera pulita da Casas. Ancora Rubio, il tiro è sfortunatissimo, azione travolgente di Xavi Rubio, poi si va dall'altra parte, ancora una sfera per il rossoblu, lunga per Rubio, davanti a sé Coi, si ferma Rubio, serve Casas, dietro porta Burgaia, all'indietro per Ambrosio, per Burgaia ancora, per Casas, autore della rete dopo 21 secondi che paga fino a questo momento. 1-0, 17-12 da giocare. Ancora Rubio, autore poc'anzi di una trottata incredibile che si è spenta sul palo. Adesso ci prova Casas e c'è forse una trattenuta su Ambrosio che tentava la ribattuta. Gran dribbling di Casas fra due avversari, ma niente di fatto. Sera che rimane lì, bravo Rubio a portarla via a Tataranni. Poi deve reimpostare l'azione, lo fa con calma, si schiera la formazione allenata da Roberto Crudeli e intanto c'è il primo cambio, fuori Casas, dentro Motaran, dunque turno di riposo per l'autore della rete Martí Casas, e esordio in questa gara per il capitano. E adesso, Giulio, anche noi abbiamo quello che si suol chiamare il bombardiere dalla distanza. Sì, infatti è un'arma, eccolo Motaran che ci prova adesso e para subito Verona. Dicevo, è un'arma che chiaramente è indispensabile ormai anche nell'hockey moderno, perché con una notevole preparazione fisica, una grande capacità di chiudere, avere un giocatore da fuori che non solo chiaramente può provocare la deviazione, ma comunque tiene in apprensione la difesa avversaria per cercare di andarla a bloccare in partenza, è un'arma fondamentale. Chi ha giocatori come Motaran, nel caso del Forte Marmi Cinquini, che lo scorso anno era a Forte Marmi, quest'anno a Viareggio, abbiamo visto prima Gelmà lo stesso, è chiaro che fa bene a sfruttarli perché sono un'arma non indifferente in più. Intanto blocca la palla Verona e si riprende con una rimessa a 2. Esce Ambrosio. Dunque cambio anche per Ambrosio, esce anche lui per il turno di riposo dentro Maremmani, che in questo scorcio di campionato ha fatto vedere cose veramente importanti. Ancora 15:50 da giocare nel corso del primo tempo, 1-0 il risultato sbloccato da Casas dopo 21 secondi ed è Burgaia, poi però perde sfera in seconda battuta, attenzione Coi al centro, ci prova ma è troppo addosso all'uomo il numero 87 Ballestero. Dunque il tentativo da fuori di Gelmà, niente da fare, recupera sera il Forte Marmi e torna in avanti con Burgaia, azione solitaria, finisce a terra Tataranni, l'arbitro dice c'è stato un fallo di un rosso-blu e viene considerato fallo di squadra. Intanto vediamo che bisogna probabilmente pulire la maschera da parte di Verona, che si avvicina dopo aver chiesto il permesso al panchina.
Verona che adesso recupera qualche secondo di respiro per i suoi quando mancano 15:29. 1-0 il risultato a favore del Forte dei Marmi. Tapin di Casas sotto misura dopo 21 secondi, 2 falli per il rossoblu, a quota 0 e lo Scandiano, e si torna a giocare con lo Scandiano in possesso di sfera. Gelmà in profondità per Tataranni, la mette dall'altra parte dove dovrebbe arrivare ancora Balestero, Gelmà scusate, ma niente da fare. Motaran per Maremmani, attaccato Maremmani, resiste, 2 su di lui, ne esce bene il tiro, il palo traversa, 2 pali in un tiro solo per Maremmani, sfortunatissimo, colpisce il palo, rimbalza sulla traversa ed esce. Dunque veramente grandissima azione. Ricordo Maremmani era uscito dal pressing di 2 avversari. Adesso è Motaran che ha una percussione giusta, poi prova sul palo lontano, ma la deviazione millimetrica di Coi gli impedisce la conclusione, e adesso il tiro si alza oltre l'altezza regolamentare e c'è la punizione in favore dello Scandiano. In avanti lo Scandiano con Gelmà, a terra Tataran, scusate Coi, niente da fare, la serra è lunga per Motaran che non ci arriva. La recupera dunque lo Scandiano e torna in avanti. Tiro dalla lunga distanza, colpisce un compagno, poi sbroglia tutto. Ancora Jordi Burgaia, ma è costretto a fermarsi, è troppo veloce per tutti. Si ritrova fra 4 maglie rossoblu e dunque ci prova adesso, smanaccia ancora Verona. E beh, certo che il Forte dei Marmi sta veramente costruendo molto. Al momento forse ha raccolto meno di quanto meritava. Abbiamo visto poc'anzi quell'azione travolgente di Maremmani, adesso è Burgaia che manovra all'indietro per Rubio, da questi a Motaran, cerca la mattonella giusta Motaran, non la trova, dunque gira sfera a ritroso, ancora per Burgaia in area, se ne va fra 2, resiste la carica, finisce a terra, l'arbitro dice che si può proseguire. Ancora attenzione Rubio fra 2 avversari, poi ci prova sull'angolo, sfera che rimane lì ma la recupera ancora Motaran con grande caparbietà. È ancora il Forte dei Marmi che dopo il tocco del portiere ha altri 45 secondi a disposizione. Maremmani adesso, Coi su di lui, finisce a terra, attenzione, il tiro e il gol, contropiede, giocato benissimo. Arriva nel momento in cui il Forte dei Marmi fa uno sforzo notevole per raddoppiare e arriva la beffa con il contropiede portato da Coi e concluso da Tataranni che fa l'1-1 quando sono passati 12 minuti esatti nel corso del primo tempo. È il bomber Tataranni a siglare, Giulio. Questo è un esempio delle azioni che il Forte dei Marmi dovrebbe cercare di non far fare allo Scandiano, che invece ha dimostrato proprio di quelle che sono le proprie qualità, proprio questo tipo di azione molto bella, 3 passaggi davanti alla porta e Tatarani che praticamente si è trovato la porta spalancata perché Ignata era dovuto uscire dalla parte opposta per cercare di intercettare Coi, niente da fare, azione talmente veloce che la difesa non ha fatto in tempo a chiudersi sul portatore di palla, che è stato quello che poi ha fornito a Tatarani la palla gol. Intanto è Mattucini è entrato in pista, insieme a lui c'è Ambrosio, Motaran e Rubio. Sfera per Mattucini ancora, fascia sinistra per lui, si ferma, attaccato, resiste, la dà all'indietro per Rubio, si sgancia in fascia destra Rubio, il velo, il tentativo, il filtrante, il tocco di Ambrosio sotto misura però non riesce a superare l'avversario. Adesso c'è la conclusione da fuori, attenzione dall'altra parte ancora nel traffico, sfera che schizza lontana, Coi per Tataranni, attaccato da Ambrosio, la meglio Ambrosio, serve Mattucini da questi a Rubio, a Motaran, attaccato, resiste alla carica, si ferma, aspetta il piazzamento di un compagno, lo trova in Rubio. 1-1 il risultato, 11:40 da giocare con Mattucini per Motaran, il capitano dall'altra parte per Xavi Rubio.
L'attacco di Rubio, ci prova sul palo, attenzione al contropiede, 3 contro 1, Coi per Tataranni, poi la lascia lì, arriva Motaran a rimorchio per Rubio, si ferma Mattucini, il tiro passa al lato del palo, niente da fare, e siamo già dall'altra parte con Gelmà che però non inganna, un'ottima ognata, 11 e 12 alla fine. 3 falli rossoblù a quota 0, ancora 4 falli, scusate, rossoblù, e c'è il time out chiesto dal Forte dei Marmi. Adesso tocca a Gigio Bresciani trovare il rimedio per tornare a manovrare così come avevamo visto nei primi minuti, Giulio. Sì, anche perché negli ultimi minuti lo Scandiano si è visto bene, è cresciuto, soprattutto ha avuto più occasioni proprio per le sue ripartenze, e insomma un paio di parate Ignate l'ha dovute fare. È chiaro che il Forte dei Marmi può avere risentito anche del pareggio subito quando poi stava giocando molto bene, e in effetti diciamo che lo Scandiano le occasioni le ha avute entrato Franchi nel file degli emiliani, e le occasioni poi le ha costruite più dopo l'1-1 che non prima, quindi diciamo in parte almeno legittimando, anche se chiaramente il Forte dei Marmi è un po' in debito con la fortuna, soprattutto per quell'azione di Maremmani che veramente sembrava proprio destinata alla rete, perché spesso quando picchia da una parte all'altra poi finisce per andare dentro, invece il palo traversa e poi la pallina è uscita. Credo fosse più difficile uscire che entrare dentro. Senza ombra di dubbio. Intanto vediamo che scade il tempo per il time out, si torna in pista. Gnata, Giovannetti, Ambrosio, Motaran e Casas. Verona, Capitan Franchi, Coi, Ballestero e Gelmà. Se non vado errato, dunque il posto preso da Franchi è quello di Tataranni. Alla manovra il formazione emiliana, Coi da questi a Ballestero, il blocco di Coi non ravvisato dall'arbitro, attenzione il tentativo smorzato, però la sfera recuperata, ancora Motaranni in possesso di pallina, dall'altra parte c'è Casas per Motaran, Giovannetti riceve in questo momento, si allarga Giovannetti, serve in orizzontale, Motaran che gli ritorna a sfera, fraseggiano i due. Ancora per il capitano, per Casas, si ferma Casas, 2 davanti alla porta, praticamente in lunetta, la pallina all'indietro per Motaran che fa partire il missile che passa al lato, si ferma sul retro della porta e dunque si riprende con l'ingaggio, quando il Forte dei Marmi ha 9 secondi a disposizione per andare alla conclusione. La sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco, dice l'arbitro, è stata toccata da un giocatore emiliano, dunque la punizione in favore del Forte dei Marmi. 9 secondi per la conclusione, dunque sarà un tocca e tiro. Vediamo che c'è Ambrosio e Casas sulla sfera. Battuta in questo momento per Giovannetti, per Motaran, attaccato, attenzione Gelmà. Poi Motaran va a riprendersi la pallina, la rilancia lunga, troppo lunga per Giovannetti, interviene Marcoi che la difende all'angolo. Marcoi adesso torna in avanti per Franchi, dall'altra parte c'è Gelmà, ma Franchi fa tutto da solo, serve Ballestero per Gelmà, Franchi ancora. C'è il fallo di Motaran, dice l'arbitro, è il quinto fallo a carico dei rossoblù versiliesi contro lo 0 dello Scandiano. 9:33 alla fine, chiesta la distanza, battuta in questo momento Marcoi per Ballestero per Coi ancora. Se ne va in fascia sinistra Coi, attaccato da Ambrosio, alla meglio Ambrosio, poi cerca lo scatto, finisce a terra e l'arbitro assegna il fallo di squadra, quando sa benissimo che dal regolamento l'aggancio da dietro, volontario o meno, è un cartellino blu. Adesso vediamo che parlano i due arbitri.
circondati dai giocatori niente, confermato il fallo di squadra, dunque sembrava che volesse cambiare la decisione, ma non è stato così. Adesso entra il detto alla pulizia perché c'è da asciugare la pista. Sì, si era avuta quasi l'impressione che Silecchia andasse a... però è chiaro che insomma è una cosa che sarebbe stata interpretata come una, tra virgolette, bocciatura per l'arbitro, quindi non so se gli ha detto qualcosa, cioè sicuramente gli ha detto qualcosa, no, però indubbiamente non ha, e l'abbiamo visto tutti, modificato la decisione del collega. Intanto è il Forte dei Marmi che manovra con Ambrosio, uno Scandiano che dopo aver raggiunto il pari si è fatto pericoloso in qualche occasione, un Forte dei Marmi che veramente ha un debito con la fortuna spropositato. Adesso è Motaran, la dà all'indietro per Ambrosio, tiro di Ambrosio, non c'è la deviazione, la sfera rimbalza addosso a Coi. Siamo dall'altra parte, Coi che chiama la sua squadra alla calma, torna a manovrare, schierato il Forte dei Marmi, l'attacco di Ambrosio non funziona, attenzione, sfera al centro per Ballestero, per Gelmà, scusate, ma è lunga. Adesso Giovannetti, rimbalzo maligno della sfera, torna in avanti lo Scandiano con Ballestero, il tiro passa al lato, si ferma sul retro della porta, c'è l'ingaggio. Ha qualcosa da dire Gelmà che aveva ripreso sfera, ma sappiamo che dal regolamento quando finisce là. Tutto pronto, battuta in questo momento, attenzione, la prende lo Scandiano che manovra con Marcoi. Intanto consigli di Gigio Bresciani a Maremmani, pronta a entrare in pista. Marcoi ancora per Ballestero, Coi cerca la percussione in fascia destra, attaccato, resiste, ma poi è un grande Casas, gli soffia sfera, la recupera Ambrosio, punta l'avversario, Ambrosio va alla conclusione alta di un soffio, cercava di metterla sotto la traversa, finisce a terra Giovannetti sulla carica di Franchi, la punizione in favore del rossoblu, vale il secondo fallo a carico degli emiliani. Intanto turno di riposo per Motaran, entra Maremmani, bisogna rispettare la distanza, fischio dell'arbitro, Giovannetti in possesso di sfera, dietro porta proprio per Maremmani, per il tiro e il gol! La dà Maremmani alla corrente Ambrosio che firma una sentenza incredibile e fa il 2-1, gol importantissimo. Federico Ambrosio fa da giudice fino a questo momento in questa gara. 2-1 quando mancano 7:41 alla fine, dunque Ambrosio riporta in avanti il rossoblu e a mio avviso in maniera molto meritata. Gran gol veramente, anche perché era un'area affollatissima. Il passaggio di Maremmani era molto teso, quindi non era certamente intanto è arrivato il terzo fallo di squadra dello Scandiano, come lo Scandiano Crudeli si arrabbia con l'arbitro, e dicevo che è stato veramente molto molto bravo perché il passaggio era teso, è passato fra molti avversari e compagni di squadra. Ambrosio è arrivato precisissimo, niente da fare per Verona, assolutamente imprendibile, una saetta di Ambrosio da distanza ravvicinata, gran gol veramente. Intanto la sfera è ancora per il Forte dei Marmi con Casas, supera due avversari, va alla conclusione che poi diventa un passaggio dove però il più lesto di tutti è Coi ad impossessarsi della sfera e a rimpostare l'azione per gli emiliani. 2-1 risultato, un 2-1 che forse va ancora qualcosina stretta ai rossoblu allenati da Gigio Bresciani, ma questo è quello che è l'andamento della gara. 5 falli rossoblu, a quota 3 lo Scandiano. Attenzione, la sfera è per Franchi, attaccato da Maremmani, chiude Franchi, poi la dà all'indietro, lontanissima per Coi che fa partire un tiro, tentativo di deviazione che non riesce, Maremmani recupera la sfera, rimangono a terra e poi succede un po' di tutto, l'arbitro richiama Gelmà
cartellino blu per Gelmà, cartellino blu per Casas. Ha visto reciproche scorrettezze, in realtà Gelmà si è rialzato e è ricaduta agganciandosi al corpo di Casas, però insomma voglio dire, non mi sembrava ci fossero cose così importanti da buttarli fuori con 2 minuti. No, non mi sembra affatto, nel senso che si sono aggrovigliati, e quando poi uno si è alzato, io stavo anche guardando, non ho visto veramente un minimo tentativo di fallo né da una parte né dall'altra, cioè secondo me poverini nessuno dei due ha colpa su questa espulsione, però vabbè insomma probabilmente, non lo so, forse l'arbitro è stato tratto in inganno anche dal fatto che c'era ragnata anche a terra, non lo so, però a me non sembrava onestamente che cioè la caduta di entrambi e poi successiva la ricaduta di Gelmà erano, da quello che ho potuto vedere, del tutto casuali, non occasionate da falli, via. Intanto noi perdiamo quello che ci ha aperto le marcature con Casas e anche il possesso della sfera che avevamo, perché si riparte con un ingaggio nei pressi, un ingaggio che poi Ballestero ci ha anche provato a prendersela. Maremmani, fascia sinistra per lui, il tiro di Maremmani è violentissimo ma fa buona guardia, poi ancora Maremmani per Burgaia, grande Verona a smorzare, ma è un forte De Marmi a cui sicuramente va molto più che stretto il risultato. Mattucini adesso per Rubio, Mattucini, Maremmani, Rubio e Burgaia in pista per il rosso-blu. Dall'altra parte abbiamo Franchi, Ballestero, Tataranni e Coi. Ancora Mattucini fa impazzire tutti, si porta un po' a spasso la difesa, ma sempre per linee esterne. E adesso Rubio la dà dentro per Burgaia, attaccato in maniera vittoriosa dalla formazione allenata da Roberto Crudeli, e Tataranni in possesso di pallina. 5:22 alla fine, 2-1 per il rosso-blu, con Ballestero che cambia per Coi. Dall'altra parte Tataranni al centro, ma c'è buona guardia di Rubio, soffia sfera, la porta in avanti, Maremmani si lamentano per un presunto pattino, era praticamente a 20 cm dalla sfera, era un po' difficile riuscire a saltarla. Ancora Rubio per Maremmani, per Rubio, fraseggiano i due. Rubio adesso se ne va, attaccato, resiste alla carica, manovra ancora per linee esterne, serve Burgaia che punta l'avversario, giravolta di Burgaia, si ferma dietro la porta, ancora Burgaia, cerca un compagno, si fa vedere Maremmani che in giravolta la spara ma fa buona guardia al portiere. Attenzione Franchi al dribbling, la conclusione fermata da Maremmani in area, e poi è Mattucini che la porta in avanti, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco. La punizione in favore del Scandiano. Sì, insomma, una partita molto molto veloce, fra l'altro lo Scandiano gioca in maniera, cioè senza eccessivi tatticismi, come è un po' nel DNA delle squadre di Roberto Crudeli, nel senso che abbiamo visto molti tiri anche in area da parte dei giocatori del Forte dei Marmi, cioè si pensa soprattutto a giocare hockey più che a distruggere, diciamo, il gioco avversario, e indubbiamente lo spettacolo ne guadagna, perché abbiamo visto 3 reti, ma di occasioni da rete ce ne state molte di più, e soprattutto anche di begli spunti. Questa volta Tatarani viene fermato da una vera e propria muraglia umana. Intanto è Rubio che riporta avanti la sfera per i suoi, da questi a Burgaia dall'altra parte per Maremmani, autore di un assist importante su Ambrosio, ma soprattutto di percussioni veramente devastanti. Adesso è Burgaia, si ferma dietro porta, non riesce a entrare al limite della lunetta, attaccato ancora Burgaia che manovra per i suoi, da questi a Rubio, largo Rubio per Maremmani. Maremmani ancora cerca un compagno che al momento non trova, adesso l'appoggio è per Burgaia, controllata all'angolo, sfera all'indietro, Maremmani fa partire un tiro che passa al lato, sulla ribattuta Burgaia si impossessa la pallina, ma succede un po' di tutto, poi si distende il portiere Verona, ma grandissimo Mattucini, soffia sfera, se ne va, ci prova, bravo l'ex compagno Verona a fermarlo, ma grande spunto di Mattucini. E adesso la sfera è per Franchi che scivola e finisce a terra, la recupera con sottogamba Burgaia, la rilancia per Rubio
a Burgaia ancora per Rubio, al centro per Burgaia, buona parata, attenzione, si distende lo Scandiano, torna in avanti per Tataranni, il tiro di Tataranni è una telefonata agnata che si mette sul palo giusto e alza il guantone. Veramente caparbia l'azione poc'anzi dei rossoblù. Adesso la sfera è recuperata ancora però dallo Scandiano, Ballestero va alla conclusione, nessun problema per Gnata, la recupera quando mancano 2:16, Rubio per i suoi, da questi a Burgaia ancora. Intanto viene preparato il cambio, la sfera dall'altra parte per Rubio, 2:03 alla fine del tempo con Burgaia che serve Rubio. Anche Rubio è stato autore di un paio di occasioni importanti. Rubio ancora per Mattugini, per Maremmani, per Mattugini, niente da fare, poi ci prova Mattugini, gli risponde alla grande Verona. Qual è? Dall'altra parte tanto il cambio, fuori Mattugini, dentro Ambrosio. Un grande Cosimo anche questa sera, veramente ha avuto occasioni importanti, solo la bravura di Verona gli ha impedito di andare a segnare il proprio nome, almeno fino a questo momento, sul taccuino degli arbitri. Maremmani al centro, Maremmani sfella a mezza altezza, arriva Ambrosio che non si fa pregare, la spinge in porta, ma la premiata ditta Maremmani Ambrosio sta facendo sfaceli nella difesa dello Scandiano. È la seconda volta che i due uniscono le forze e il Forte dei Marmi va a +2 quando manca 1:16. Dunque grande rete anche in questa occasione. Sì, questa volta diciamo prima Maremmani il passaggio l'ha fatto da dietro porta, questa volta invece l'ha fatto dalla parte opposta, però il risultato finale non è cambiato, è un po' la proprietà commutativa del gol. Ambrosio non sbaglia e mette dentro, e francamente grande la prova di Maremmani proprio a livello di suggeritore, non è la prima volta, ma stasera è veramente, sta esaltando proprio le doti di realizzatore di Ambrosio. E un gol molto importante, se il Forte Rami riesce ad andare in doppio vantaggio al riposo è sicuramente un buon viatico poi per il secondo tempo, soprattutto perché poi è un risultato legittimato ampiamente da quello che si è visto in pista da parte della squadra di bresciani. Forte dei Marmi che adesso ha i 45 secondi a favore, dunque può manovrare, mancano 27 alla fine, sfera all'indietro per Maremmani, per Burgaia. Burgaia si ferma, cambia dall'altra parte, Ambrosio, Maremmani, Ambrosio ancora, Maremmani al limite dell'antigioco per Rubio, 13 secondi alla fine, Rubio in profondità per Ambrosio, il tiro di Ambrosio, la smanacciata del portiere Verona, la sfera quando mancano 3 secondi, 2-1 è per Ambrosio che non riesce ad andare all'ultimo tiro, Finisce dunque il primo tempo sul risultato di 3-1, il gol di Casas dopo 20 secondi. Intanto vediamo che l'arbitro richiama in pista, probabilmente aveva fischiato qualcosa, bisogna attendere il fischio finale. Probabilmente aveva fischiato qualcosa che non era la fine della gara. Vediamo, sicuramente proprio sulla sirena non ha fischiato la fine della gara, la fischierà in questo momento Giulio, immagino. E intanto andiamo in fase di commento. Eh sì, anche perché già il 00 non della farina ma del cronometro, quindi non c'è materialmente il tempo. Ecco, infatti, e finisce qui, era soltanto un cavillo diciamo per rinviare un attimo il rientro negli spogliatoi. Un primo tempo che il Forte Rami chiude meritatamente in vantaggio, ha sbloccato subito, diciamo l'unico momento in cui lo Scandiano si è reso pericoloso è stato dopo aver segnato l'1-1, poi però il Forte Rami ha ripreso il controllo del gioco, è andato un po' a folate il primo tempo del Forte dei Marmi, ma dopo, ecco, una volta ritrovato il vantaggio ha condotto piuttosto agevolmente fino allo scadere, e anzi ha incrementato anche con la seconda rete, proprio come seconda rete di Ambrosio consecutiva, come la prima di Ambrosio occasionata da un assist di Maremmani. Vedremo il secondo tempo, al momento la partita è abbastanza ben indirizzata a favore del Forte dei Marmi. Bene, ringrazio Giulio Arnoglieri per il commento, ricordo il risultato di
3-1 a favore del Forte dei Marmi, gol di Casas, risponde Tataranni, poi è un monologo rosso-blu con la doppietta di Ambrosio, tutte e due le occasioni l'assist è di Maremmani. Intanto vi leggo anche qualche risultato. Il Breganze passa a Follonica per 3-1, si è giocato questo pomeriggio alle 18, e poi a Lodi il Valdagna al momento nell'intervallo alla fine del primo tempo è in vantaggio per 3-0 il Valdagno sulla pista di Lodi. Monza Montebello 2-0 e il Centro Giovani Calciatori Viareggio si scontra con il Sandrigo per 1-1 al momento, si sta ancora giocando. Ricordo domani Trissino-Bassano, rinviata a mercoledì la gara fra Sarzana e Correggio. Dunque risultati importanti in questa giornata. Grazie a Giulio Arnelli per il commento, grazie a Giuseppe Nardini per la parte tecnica e le riprese. Da parte di Fabrizio Ercolini per il momento è tutto, ci sentiamo per il secondo tempo. Bene, riprendiamo la linea qua dal Palasport di Forte dei Marmi, tornano in pista le squadre. Forte dei Marmi, ricordo, GDS Hockey Forte dei Marmi contro lo Scandiano, al momento conduce la squadra di casa i Versinesi per 3-1, vediamo che stanno rientrando le panchine. Forte dei Marmi già in pista con Gnata, Maremmani in stato di grazia eccezionale, Casas, autore della prima rete di incursioni molto importanti, Burgaia che sta diventando una colonna di questa formazione, è uno di quei giocatori che non sempre si vedono ma che fanno un lavoro importantissimo, e poi il capitano Motaran con le sue bordate e la sua solidità difensiva. Dall'altra parte vediamo Verona che prende posizione in porta, Marcoi che mi pare di aver capito insostituibile, l'unico che si è giocato tutti i 25 minuti, insieme forse a Ballestero, insieme a lui c'è Tataranni e Gelma se non vado errato, poi controlleremo. Tutto pronto per la partenza. Giulio, che secondo tempo vediamo? Il Forte dei Marmi deve continuare sulla falsariga del primo tempo, cercando appunto di non soltanto controllare il risultato ma di capovolgere quello che è l'arma vincente dello Scandiano. Lo Scandiano deve inseguire, e quindi il Forte dei Marmi può cercare di sfruttare i contropiedi, cosa che sa fare molto bene perché ha giocatori come Casas velocissimi, come Ambrosio che lui segna da tutte le parti, segna in area, segna il contropiede, difende, e quindi è chiaro che intanto sfuma un'azione offensiva del Forte dei Marmi, quindi è chiaro che deve stare attento soprattutto a non subire gol in contropiede, perché sarebbe un po' un assurdo tattico, no? La squadra in vantaggio deve cercare di sfruttare il contropiede, non di subirli. 3-1 risultato in favore dei Versiliesi della GDS Impianti Hockey Forte dei Marmi sul Scandiano. 5 falli per il rossoblu, a quota 3 la formazione emiliana che manovra la sfera al centro per il tentativo di spizzata di Marcoi, sfera che finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore dei rossoblu. Battuta in questo momento, pressing altissimo dello Scandiano, se ne va a Casas in fascia destra, si ferma, aspetta il piazzamento dei compagni, serve Burgaia dietro porta, attaccato da Coi, resiste, la dà all'indietro per Casas, dall'altra parte per Maremmani, centro dell'area per le spalle possenti di Motaran, tanto al centro, il tiro, buona l'intuizione ma buona la risposta del portiere. Dall'altra parte arriva Motaran a sventare un pericolo, a rimpostare l'azione, poi pressato cede sfera Maremmani ancora, attaccato, passa dietro porta e ancora lui, fra due avversari serve Motaran, la mattonella era quella giusta ma c'era una copertura avversaria, la sfera che arriva nell'angolo, la dà lunghissima ma non abbastanza in tempo il nostro Casas, e dunque c'è la punizione in favore della formazione allenata da Roberto Crudeli, che dà istruzione ai suoi in maniera perentoria. Tutto pronto per la battuta, Ballestero sulla sfera, vicino a lui c'è Coi e Tataranni, dietro porta Gelma, ancora la pallina per Ballestero,
Ballestero per Tataranni, attaccato, cambia per Coi, da questi a Gelmà che non ha la possibilità di scaricare al centro, adesso è Tataranni per Coi, controllo difettato, ma è ancora la formazione dello Scandiano che col tiro da fuori e la spizzata di Tataranni cerca di ingannare Ignata fuori dal rettangolo della porta al tiro, e dunque i rossoblu possono tornare in avanti. Motaran per Burgaia, per Motaran ancora, cerchio di centropista per lui, Burgaia, Maremmani in profondità, si ferma, attaccato, sfera ancora sulla stecca del nostro Maremmani per Motaran, missile di Motaran, buona risposta, il controllo in una qualche maniera, c'è il fallo di squadra fischiato al Forte dei Marmi, sinceramente non ho capito perché, ma insomma saliamo a quota 6. A metà lo Scandiano con 3 falli a carico. Coi per Ballestero, per Gelmà Paz, ancora Gelmà, il tiro fermato molto bene da Ignata, la sfera è per Maremmani che può rimpostare l'azione d'attacco, tanto Coi ha qualcosa da dire a Casas. Maremmani cerca e trova Casas in fascia destra, ancora per Maremmani, non ha nessuno per lo scarico centrale, dunque appoggia e poi ci prova adesso Casas in corsa, ma la sfera è recuperata da Tataranni, su di lui va Motaran, da questi a Coi, sfuma l'occasione del contropiede dello Scandiano, schierata la GDS impianti, vanno a giocarla da fuori, poi la sfera finisce sul retro della porta. Anche Motaran si lamenta del fischio dell'arbitro perché aveva recuperato sfera, ma è il regolamento che ci dice questo. Dunque battuta in questo momento, sfera che viene allontanata dall'area ma rimane sulla stecca dei giocatori di Crudeli. Gli emiliani al centro, la sfera spizzata lontana, Casas vola, Casas fra due, vola Casas, il tiro passa al lato di un soffio, sfera alta dice l'arbitro, sfortunatissimo, aveva portato via una pallina importantissima. Siamo dall'altra parte con Tataranni che la gira a ritroso e ancora Casas che va a pressare, ma fischierà l'arbitro i 5 secondi che al momento sono arrivati anche al Lido di Camaiore. Giulio. Sì, dunque a un momento un po' di confusione soprattutto dello Scandiano, che ha fatto un paio di errori che potevano costare molto cari. Una volta qui non c'è stato soltanto i 5 secondi, prima Casas è stato vicino al gol con un'accelerazione delle sue e nulla, il Forte dei Marmi intanto colpisce l'esterno della rete Maremmani che sta disputando una grande partita, non solo generosa ma anche molto lucida, e onestamente gli mancherebbe il gol perché ha fatto 2 grandi assist, ha colpito quel palo traversa, ha fatto veramente tante cose buone stasera. Intanto un lancio lungo di Casas non sfruttato da Burgaia che però recupera il possesso della palla. Adesso ci prova Casas ma trova sul primo palo l'avversario, attenzione, Tataranni cerca di entrare in area ma lì c'è un signore che si chiama Motaran che subisce il fallo e sale a quota 4 lo Scandiano. Maremmani adesso attaccato, finisce a terra, l'arbitro dice che si deve rialzare, attenzione 3 contro 2, Tataranni in area, crolla anche lui, tarantolato come poc'anzi il rosso-blu, dunque niente da fare con Burgaia fra 2 avversari. Burgaia, la traversa di Burgaia dopo che aveva fatto un capolavoro e l'arbitro fischia una punizione in favore dello Scandiano, ma veramente questa fa la coppia con l'azione del primo tempo di Maremmani. Giulio, grandissima azione. Quelle cose lì le faceva Carlo Scoria, me le ricordo, schiacciava la palla in terra, l'alzava e poi la colpiva. Grandi peccato veramente, perché al di là del gol, al di là del vantaggio e tutto, un'azione così secondo me avrebbe meritato la rete. Intanto una doppia parata di Ignata su conclusione di Ballestero e Tataranni. Tanto è Casas che riporta sfera in avanti per Burgaia, se la ritrova addosso il portiere, non sa neanche Verona da che parte è, infatti la cerca con l'occhio, se la ritrova sotto il cosciale, niente da fare, si riprende con l'ingaggio quando mancano 19:21, ma veramente
se nel primo tempo, come abbiamo detto, il Forte dei Marmi aveva un debito con la sfortuna, adesso veramente sta diventando una cosa impossibile. Attenzione che è Casas che fa fuori praticamente tutti, si ferma, poi al momento del tiro viene agganciato, ma l'arbitro assegna la punizione. Poi c'è un blocco vistosissimo. Interpretano un po' a modo loro i due arbitri in questo momento. Un blocco vistosissimo, alzato la schiena per fermare l'avversario, ma la punizione è data poi successivamente allo Scandiano. 18:52 alla fine, 3-1 il risultato. Intanto Verona richiama l'attenzione dell'arbitro. A mio avviso queste sono occasioni per spezzare anche un po' il tempi, Giulio. Sì, probabilmente avrà da pulire, sembra, anche perché se la pallina colpisce la maschera, al di là che insomma è sempre pericoloso, perché sappiamo che non è che poi queste maschere siano sicure al 1000%, no? Le abbiamo viste sui social network anche lo scorso anno, lo stesso Corona, e poi è chiaro che lascia una traccia che disturba il portiere, quindi probabilmente è andato a farsi pulire, però sta di fatto insomma che è un po' come per spezzare il gioco, anche se ora come ora lo Scandiano avrebbe bisogno di cercare di avvicinarsi nel punteggio. E ricordo anche sulla pista di Forte dei Marmi la martellata dalla lunga distanza di Motaran, costò la maschera e il naso a Pertegato, che non riuscì a rientrare in pista. Tanto è entrato Ambrosio, Xavi Rubio, Burgaia e Motaran per il rosso-blu. Dall'altra parte Ballestero e Coi insostituibili, Gelmà e Tataranni, e mi pare di aver capito che questo è il meglio che può provare a mettere in pista Roberto Crudeli. Finisce a terra e c'è il settimo fallo di squadra e insomma anche in questa occasione non sono molto d'accordo con la decisione arbitrale, cioè due colossi che si spintonano a vicenda. Se quello che cade automaticamente deve avere il fallo di squadra, forse conviene usarlo tatticamente. Tutto pronto per la battuta, 18:15 alla fine, 3-1 risultato, 7 falli per la GDS Impianti. A quota 4 lo Scandiano, sfera per Gelmà per Ballestero, il blocco di Gelmà, poi la sfera recuperata da Rubio, tiro di Rubio, cerca di accompagnarlo, poi la sfera è per Ambrosio, per Motaran, missile, deviazione, sfera che si impenna, e poi devo capire perché in questo caso non è sfera alta, in altri sì. Comunque è ancora un mio limite mostruoso questo. Ci prova adesso a tornare in avanti lo Scandiano, finisce a terra Motaran, finisce a terra Coi, recupera sfera Rubio, porta avanti pallina per Ambrosio, tentativo di passaggio da Ambrosio intercettato in una qualche maniera da un Emiliano, sfera al centro ma è Coi che si intromette, porta avanti i suoi. Tataranni, tiro di Tataranni, ancora il sacrificio e viene murato. E c'è il richiamo probabilmente verbale a richiamo verbale a Ambrosio quando mancano 17:15, il risultato inchiodato su quello che era il finale del primo tempo, 3-1. Qualche occasione in più forse in questa ripresa del Forte dei Marmi rispetto allo Scandiano, soprattutto un paio di occasioni veramente pulite. Tataranni in possesso di sfera, cerca un compagno, lo trova in Gelmà che poi va alla conclusione. Sulla ribattuta c'è però Motaran che fa buona guardia, serve Ambrosio, gli ritorna a sfera, bisogna uscire dalla zona buia, chiama il gioco a 3 Motaran, ancora Rubio per Motaran, fascia destra per lui, per Rubio, percussione dello spagnolo al centro, poi ci prova con una finezza Ambrosio, niente da fare, ma ancora un'occasionissima rossoblu. Si piazza in fase difensiva la GDS Impianti, il tiro di Gelmà è però smorzato
ci prova ancora Ballestero dalla lunga distanza, ma è fermato, ma è ancora la formazione emiliana con Coi, il blocco vistosissimo, ma l'arbitro fa proseguire. Burgaia soffia sfera, porta avanti la pallina, supera l'avversario, poi si ferma, aspetta il piazzamento, appoggia per Ambrosio che rallenta il ritmo e rimposta l'azione. Intanto c'è un nuovo cambio rosso-blu, dentro Giovannetti e fuori Motaran. Giovannetti che tocca la prima sfera del tentativo di filtrante al centro, l'intervento di Ambrosio, la punizione perché la sfera finisce fuori dal rettangolo di gioco, mi pare in favore dei rosso-blu. Ancora un'incursione importante, intanto entra Festa, 15:55 alla fine, tocca pista a Festa, probabilmente qualcosa che non va fisicamente perché è stato tenuto giù a riposo per tutta la partita, mi sembra strano uno come lui. Sì, o non ha magari un grande tenuta, diciamo, per quanto riguarda la preparazione, però insomma Festa è uno che fa sempre male, quando viene lasciato ha un gran tiro, soprattutto anche la capacità dei tiri piazzati, ma insomma quello non era necessario, ovviamente si può partire anche dalla panchina per fare il tiro piazzato. Vedremo, viene alternato a Tatarani, anche se poi sono due attaccanti con caratteristiche diverse, però è chiaro che a questo punto Crudeli non si può permettere di fare a meno di uno dei suoi due attaccanti più quotati. Intanto finiscono a terra sia un giocatore del Forte dei Marmi che uno sia Ambrosio e viene espulso proprio Festa. Sì, il blu a Festa sacrosanto, era stato superato da Ambrosio dietro porta, lo aggancia e lo butta proprio giù, e c'è dunque il blu a Festa che è stato in campo credo una ventina di secondi e poi ha qualcosa da dire anche all'arbitro che lo invita a lasciare la pista. Comunque il blu a Festa è stato sacrosanto, era andato a portargli via pallina Ambrosio e Festa lo aggancia e lo sdraia a terra. Dunque la punizione di prima affidata ad Ambrosio, vediamo se riuscirà ad ingannare il portiere Verona quando mancano 15 e 15. Dunque il Fortanam ha la possibilità di allargare il risultato sul tiro diretto. È anche Crudeli che viene richiamato dall'arbitro, Crudeli che viene richiamato ufficialmente dall'arbitro, prima aveva detto qualcosa, poi c'è il richiamo ufficiale. Dunque si riprende la posizione di prima, non so cosa volesse Festa o Crudeli perché effettivamente è stato proprio strattonato per impedirgli di girare sfera. È tutto pronto per la battuta. Ambrosio poi ci prova e la mette dentro, un grandissimo Ambrosio, è incredibile, era riuscito a ipnotizzarlo, non si è seduto Verona, ha allungato la gamba, è riuscito a fermarlo, ma la sfera è arrivata a Ambrosio che da posizione pressoché, diremo nel calcio zona Cesarini, ma pressoché impossibile, riesce a insaccare, grande. Sì, proprio sembrava ormai stesse recuperando la pallina per far ripartire il giro che si fa, no? Quando la squadra è in superiorità numerica, e invece l'ha messa proprio in porta da posizione incredibile, proprio dalla linea, quasi dalla posizione di calcio d'angolo, se vogliamo usare una similitudine calcistica. Mancano adesso qualche secondo meno di 15 minuti alla fine. Dunque 4-1 il risultato, è ancora lui Ambrosio che sigla il terzetto. Adesso Casas che non si sa bene come ha fatto quella sfera a non entrare, veramente mi sembrava fosse insaccata alle spalle del portiere. La rivedremo poi con calma, non abbiamo replay. Intanto finisce a terra, va a colpire la porta proprio Casas, bisogna rimettere a posto la porta, ma veramente un'occasionissima di Casas. Non ho capito dove ha colpito Giulio, non so se hai visto qualcosa più di me.
io ho visto muovere la rete, però probabilmente non era la pallina, ma era un giocatore che ci ha urtato con un pattino, con la racchetta, però effettivamente aveva dato l'impressione proprio perché nel momento in cui è partito il tiro si è vista muovere la rete, no? Quindi sembrava così, invece non è capito dove è andata a finire la pallina poi. Vabbè, il bello dell'hockey, no? Che è uno sport velocissimo, e nonostante che adesso le piste siano più chiare, perché una volta erano di legno scuro, qualcuna c'è rimasta anche in A1, ma la visibilità è migliore, però non è ancora chiaramente paragonabile al pallone da calcio, da pallacanestro o da altro sport che gioca con sfere molto più grandi. Senza ombra di dubbio anche meno veloci. E non ho sentito il palo, il rumore tipico del palo, non ho sentito nulla, di fatto che la pallina è arrivata e schizzata al contrario a velocità stratosferica. Adesso è Rubio in possesso di sfera. Dall'altra parte Giovannetti per Casas ancora, arriva al limite dell'area, poi si ferma e si rifugia dietro la gabbia per Giovannetti, che non si avvede del buco che gli ha concesso il compagno, però gira sfera a ritroso. Casas ancora, supera un avversario, appoggia per Rubio al centro in una qualche maniera Ballestero, Tataranni. Poi c'è la trattenuta di Ballestero su Giovannetti, vistosissima per tutti meno che per il signor Zilecchia. Ancora Ballestero attaccato da Giovannetti, si fa largo con la mano e questa volta la vede il signor Fermi, e fischia il quinto fallo a carico del Scandiano. Rubio ancora al centro, ci prova Ambrosio, non ci riesce. Va a lottare sfera a Tataranni, ha la meglio il bomber rosso-blu, che poi ci prova dietro porta con un'alza e schiaccia, non funziona. Siamo dall'altra parte, Tataranni attaccato, la mette al centro per Coi, il palo di Coi. La sfera recuperata, ancora per il tiro al gol, Ambrosio! Dalla media distanza la sfera per Ambrosio, che dal limite dell'area fa secco e segna il quarto gol personale. Dunque non so quale sarà il top della squadra rossoblu, ma insomma Ambrosio si sta candidando alla grande. Sì. Sicuramente sotto porta è stato, anche se questa non era proprio sotto porta, ma insomma diciamo in attacco è stato veramente micidiale Ambrosio. Intanto Tatarani cerca di girarsi, bravissimo Casas che gli toglie la pallina. Intanto vediamo la sfera per Mattucini, rimbalzo maligno, non se ne avvede, non riesce a prenderla. Mattucini, Giovannetti, Casas e Rubio. Risponde con Coi Ballestero, Coi decisamente provato, non ha avuto un minuto di cambio. Gelmà e Tataranni, la sfera è per Giovannetti ed è Giovannetti servito magistralmente da Rubio, fa 6-1 e quella è un bimbo di casa nostra che si toglie la soddisfazione di portare credo a 4, forse a 5, e il ringraziamento di Giovannetti, il ringraziamento di Lorenzo col dito al cielo, la dice lunga. Giulio. Sì, bellissima la realizzazione di Giovannetti di prima intenzione, molto bravo Rubio che gli ha messo la pallina perfetta, però bravo lui a metterla alle spalle di Verona. Ormai lo Scandiano ci prova adesso. Ballestero, dicevo, lo Scandiano ormai è decisamente in difficoltà, il 6-1, forse anche l'espulsione di Festa ha un po' evidenziato così una certa difficoltà a livello di testa della formazione di Crudeli, che era sempre stata in difficoltà, nel senso che è stata quasi sempre in svantaggio, no? Perché il primo gol dopo pochi secondi, e anche quando poi è riportato in parità risultato, non è durato molto, però negli ultimi minuti veramente ha accusato vistosamente un calo proprio, ripeto, più psicologico che non fisico, che comunque sicuramente a questo punto della gara si farà sentire. Adesso è Rubio che fa una sgroppata prima di cedere all'indietro per Casas, da questi a Giovannetti
per Rubio ancora, dall'altra parte Casas, Giovannetti, cerca il velo Mattucini, Rubio ancora, Giovannetti, serve Mattucini, cresciuti insieme nelle file dei rosso-blu. Ancora Mattucini in possesso di pallina, la fa partire dalla lunga distanza, la sfera finisce sulla stecchia Giovannetti dopo l'intervento di Verona. Per Casas la conclusione, niente da fare, poi la sfera all'indietro, lunghissima per Rubio, deve uscire dall'antigioco, lo fa grandissimo, superando molto bene, poi il tiro e il palo questa volta di Casas, sfortunato in questa occasione. 6-1 che va decisamente stretta il rosso-blu per quelle che sono state le occasioni, almeno 3 i pali importanti, non stiamo parlando di cose da poco, ma di fatto attenzione che ci prova Ballestero, la mette al centro per Tatarani ma è controllata molto bene da Casas. Mattucini, Rubio, Giovannetti ancora, autore della 6ª rete per Rubio, dall'altra parte tanto pronto l'ingresso di Maremmani, fuori Giovannetti, giustamente. Maremmani stasera tutto quello che ha toccato è diventato oro, 2 assist importanti e il tiro di prima attenzione di Mattucini è di quelli importanti ma fa la barba al palo. Tatarani ci prova dall'altra parte ma Rubio è un gigante al confronto a difendere sfera, poi Maremmani, da questi a Casas, strappa applausi rosso-blu. Tanto Casas fuori, ci sono ancora 9 minuti, un tempo lunghissimo, fa il suo ingresso Burgaia, che va a recuperare su una sfera vagante. Burgaia supera l'avversario, arriva dietro la porta, si ferma, se la prende Mattucini all'indietro per Rubio, Maremmani per Rubio, 8,52, 6-1 il risultato, 4 gol di Ambrosio, una di Casas, una di Giovannetti per il rossoblu. La rete della bandiera al momento è del bomber Tatarani, ancora il Forte dei Marmi a manovrare con Mattucini per Rubio, ma c'è l'anticipo di Coi, dunque niente di fatto, siamo già dall'altra parte con Tatarani che deve far tutto da solo, prova a girarsi, non ha fortuna in questa occasione. Dunque intanto i risultati dalle altre piste, li vediamo fra un secondo, c'è il time out. Giulio, intanto che io aspetto di avere questo, vediamo quello che può essere secondo te, cosa può dire adesso Crudele e suoi. Insomma, è rientrato Festa dopo l'espulsione, c'è poco da dire a questo punto perché è chiaro che la partita è segnata, poi per carità può succedere di tutto, però secondo me lo Scandiano ha qualche difficoltà proprio, ripeto, a livello psicologico, perché poi alla fin fine il Forte dei Marmi è vero ha raccolto meno di quello che ha fatto vedere, però bene o male anche per quello lo Scandiano un po' in partita c'era rimasto e forse ripeto, l'ho già detto prima, il momento decisivo è stato l'espulsione di Festa, che ha un po' fatto, poi c'è stato infatti anche richiamo a Crudele, ha fatto un po' saltare i nervi e si è visto, e soprattutto il Forte dei Marmi è stato bravo ad approfittarne e allungare, a operare quello che dovrebbe essere, anche se 8 minuti e 10 secondi nell'hockey sono tanti, però dovrebbe essere l'allungo decisivo, anche perché insomma forse ecco nell'hockey di qualche anno fa un 6-1 se ne è visti anche parecchi recuperare. Ora da qualche anno a questa parte è molto cambiato l'hockey e quando una squadra prende un margine di questo genere sì, succede, ma succede più di rado, però vedremo, insomma sicuramente lo Scandiano ha uomini che possono cercare di riaprire la partita, quindi vediamo se avrà la testa necessaria e se il Forte dei Marmi glielo permetterà. Senza ombra di dubbio. Intanto finale a Monza Montebello 3-3, finale a Follonica, il Breganze batte il Follonica 3-1 a Lodi,
7-2 per il Valdagno sulla pista del Lodi. Nel corso del secondo tempo si gioca, così come si gioca a Forte dei Marmi il 6-1, così come si gioca a Viareggio, che è appena passato per 2-1, dunque in vantaggio il Viareggio contro il Sandrigo. E adesso vedremo questo finale di gara fra Forte dei Marmi e Scandiano, con Motaran in possesso di pallina, che poi tenta un alzo e schiaccia che va ad impegnare Verona, che poi crolla a terra. Vediamo, colpito dalla sfera del nostro capitano. Vediamo che vanno subito a sincerarsi i giocatori rossoblu della situazione. Tutti nei pressi di Verona. Un alza e schiaccia di Motaran che colpisce sul casco, se non vado errato, il portiere Verona. Dunque gli applausi di tutto il Palasport a quello che poi è uno dei giocatori cresciuti qui sulla pista del Palahockey di Forte dei Marmi. 7-18 alla fine, 6-1 risultato, 7 falli per quanto riguarda il Forte dei Marmi, a quota 5 lo Scandiano. La sfera per il rossoblu versiliesi. Ancora Motaran in possesso di pallina per Mattugini. Dall'altra parte Maremmani, percussione, dietro porta Maremmani, cerca un compagno, poi però si intromette Tatarani che se ne va, serve Coi per Tatarani che poi al momento del tiro la sfera si alza, niente da fare. Siamo dall'altra parte con Motaran, missile di Motaran murato, ma poi c'è il controllo, dice l'arbitro, di pattino di Motaran. Attenzione a Tatarani, murato alla sua conclusione, e questo ci dà forse, Giulio, lo specchio di quello che è oramai il pensiero dello Scandiano. Cioè, voglio dire, è andato, aveva l'uomo a 1 metro Tatarani, non è da lui andargliela a tirare addosso. Non ha provato niente, ha provato soltanto a tirare. Probabilmente più passa il tempo e più aumenta anche lo sconforto nella testa dei giocatori di Crudeli. Sappiamo che non dovrebbe essere così, è facile dirlo quando si va a parlare, ma poi nella realtà rimane tutto molto più difficile. Tanto Motaran, la sua conclusione è deviata da Festa, finisce fuori dal rettangolo di gioco, la punizione in favore dei rossoblu quando mancano 5,59 e il Forte dei Marmi può manovrare ancora a sfera. Vediamo Burgaia, la dà all'indietro per Motaran ancora, poi perde pallina. Attenzione Marcoi per i suoi, per Festa, cerca un compagno, ancora per Festa, la pallina all'angolo, su di lui va e alla meglio Burgaia, porta via sfera, fra due avversari Burgaia, non arriva alla conclusione ma mantiene il possesso della pallina, poi serve Maremmani in area, Maremmani che fa tutto bene, poi al momento della conclusione però trova un Verona importantissimo. La sfera è per Burgaia, da questi a Motaran Maremmani, tiro di Maremmani che passa al lato, ancora adesso è un assedio con Burgaia in possesso di pallina. Burgaia ancora cerca e trova Mattucini dietro porta, esce Mattucini dalla zona stretta, si fa vedere Motaran, riceve lo scambio fra i due, ancora per Burgaia, per Maremmani, siamo al limite dei 40, ci prova, la tocca il portiere, la recupera Franchi, imposta l'azione per la formazione dello Scandiano. Ancora il Forte dei Marmi che comunque riesce a recuperare sfera. Dunque, Giulio, un finale di partita che pare veramente un assalto per la porta di Verona.
Sì, infatti, ma è chiaro che insomma è una partita che ormai siamo arrivati a 4 minuti e 14, quindi dal precedente intervento in cui dicevamo, no, nell'hockey può succedere di tutto, è passato metà del tempo. Intanto c'è il time out chiesto dal Forte dei Marmi, anche per così riordinare le idee. Siamo a 4 minuti e 6 secondi, 6-1 il risultato in favore del Forte dei Marmi, un Forte dei Marmi che sta portando a casa questo risultato importante, perché non dimentichiamolo che lo Scandiano prima, cioè 2 giornate fa, era secondo in classifica insieme al Tristano, poi sabato ha perso in casa contro il Centro Giovani Calciatori di Viareggio e quindi è stato immediatamente scalzato proprio dal Forte dei Marmi, e adesso è chiaro che la formazione rossoblu, vincendo stasera, può allungare ulteriormente proprio sui diretti rivali, e fra l'altro se dovesse restare questo risultato sorprendente per come, anche per le dimensioni del Valdagno all'Odi, rosicchiare anche 3 punti all'Odi, che è sempre sicuramente primo alla fine della regular season, però non è che è finita, scusate, del girone di andata, non è che il girone di andata serve per stabilire la griglia della Coppa Italia, ma poi dopo c'è altre 13 partite da giocare, per cui aver rosicchiato 3 punti è sicuramente importante, se ciò si verificherà, perché bisogna vedere sempre come va a finire anche in quel di Lodi. Fra l'altro, se non vado errato, il Valdagno anche stasera era privo di Dario Jimenez, che insomma non è poi l'ultimo arrivato. Era l'ultima giornata di squalifica per Jimenez, se non vado errato ne aveva prese 2, e nonostante questo pare che insomma abbia fatto una partita importantissima, una di quelle che poi andremo a rivedere sicuramente, perché insomma ci si aspettava una gara importante, ma non con questi numeri sulla pista di Lodi. Intanto 6-1 risultato, 3,56 con Burgaia che semina il panico al limite dell'area di rigore, si ferma, appoggia per Maremmani che strameriterebbe una rete, perché veramente stasera sembrava Remmida, quello che toccava diventava oro. 2 assist, un paio di conclusioni importantissime, un palo traversa, ha fatto quello che voleva il Diavolo a 4, giocatore che è cresciuto moltissimo ma che sta continuando una maturazione importante. Ancora relativamente giovane, per l'hockey moderno ormai è giovanissimo, anche se il ragazzo insomma sta facendo vedere numeri importanti. Tatarani si gira, la disperazione di Tatarani che non è riuscito là dove solitamente era il suo campo, no? Quelle deviazioni in area. Attenzione, adesso Tatarani ci prova, niente, neanche questa volta Gnata gli dà la soddisfazione, e ancora una volta gliela toglie alla grande Riccardo Gnata, grandissimo il nostro Riccardo. E adesso Festa che va alla conclusione, sfera sul retro della porta, si riprende con l'ingaggio, anche Tatarani si lamenta con l'arbitro. Dunque 2,52 e la sfera torna in possesso di Tatarani Marcoi, poi finisce a terra e c'è il rigore assegnato per il fallo su Tatarani. Dunque quando mancano 2 primi e 43 al 22esimo minuto Tatarani va a tirare il tiro di rigore che ci sta tutto. È il bomber Tatarani lo specialista, sfida fra specialisti questa, vediamo quello che sarà l'esito, quale dei due avrà la meglio. Ancora il Materano pronto, ha davanti a sé Gnata, compagni in nazionale, ci prova, niente da fare, non ha difficoltà Gnata, e Forte dei Marmi si schiera in fase difensiva. Ha tirato non benissimo Giulio. No, decisamente no, soprattutto un giocatore del suo talento. Intanto Motaran prova o meglio serve Maremmani, che però non riesce a centrare lo specchio della porta, e sicuramente è mancato proprio il gol soltanto a Maremmani, perché ha fatto una grande partita. E intanto Tatarani ci riprova caparbiamente alla ricerca del secondo gol personale. Adesso c'è Festa che cerca di far arrivare la palla a lui, poi c'è un pattino di Coi in aria, infatti giustamente rilevato dal signor Fermi, che mima anche lo scalciare la pallina. Poi dall'altra parte Mattucini mette una bella pallina davanti alla porta, ma nessuno la raccoglie. Dalla parte opposta Festa, il suo tiro si alza
poi ancora in possesso di palla il Forte dei Marmi che riconquista con Burgaia. Maremmani, ancora Burgaia davanti alla porta, alza la pallina troppo secondo l'arbitro e quindi c'è una rimessa in favore del Scandiano, che con Festa che va troppo veloce per la pallina resta lì, la recupera il Forte dei Marmi. Maremmani, quindi insomma per quanto mi riguarda mi anticipo già il commento, visto che manca 1 minuto e 20 e quindi insomma sul 6-1 credo che può cambiare l'entità del risultato ma non certo la sostanza. Forte dei Marmi che ha archiviato con grande autorità questa partita, che poteva non essere assolutamente così facile come si è poi diciamo dimostrata. Una squadra decisamente in salute, con un Ambrosio che veramente quando è a questi livelli è devastante, in termini che si usa molto ora per gli attaccanti, ma con giocatori come Maremmani che lo hanno supportato al meglio. C'è il time out breve chiesto da Bresciani e no, non c'è l'uscita di Gnata, no, non mi sembra, no, va soltanto a rinfrescarsi con Bertozzi e mancano 57 secondi e mezzo alla fine della partita e dicevo che questo Forte dei Marmi ha veramente impressionato per quanto riguarda proprio la sicurezza con cui ha condotto la partita, perché l'abbiamo detto anche nel primo tempo dove il risultato non era ancora così ampio, ma insomma era pienamente legittimo il doppio vantaggio del Forte dei Marmi. Nella ripresa, complice anche un calo più di testa che di gambe, lo ripeto, secondo me dello Scandiano, è arrivato poi questo risultato tennistico che credo ci stia tutto. Grazie. Bene, io ringrazio Giulio Arnorieri per il commento, lo lascio al suo pezzo, deve scrivere il pezzo per la Nazione della sezione sportiva della Versilia e vediamo questi ultimi 57 minuti scarso, 57 secondi che devono passare. Intanto l'arbitro fischia un attimo, eccola, si era sganciata la maschera di Riccardo Gnata. Tutto pronto, la punizione in favore dello Scandiano quando siamo a 56 secondi dalla fine della partita. La pallina per il tiro e il gol di Festa che va a siglare la seconda rete, servito molto bene da Tataranni, passaggio filtrante in profondità, Tataranni la gira dall'altra parte dove arriva Festa e va a siglare una bellissima quanto inutile rete per quanto riguarda ovviamente la situazione del punteggio. La sfera adesso è recuperata ancora dallo Scandiano con Balestero, questa volta Mattucini è un gigante, gli porta via pallina, poi la serve a Burgaia che la dà in profondità per Maremmani che la porta via a Coi, finisce a terra Maremmani, si rialza, l'arbitro dice che era a terra, in realtà si era rialzato prima di toccare sfera che comunque poi finisce fuori dal rettangolo di gioco e dunque ancora Festa, tutto in ordine, la sfera per Festa, da questi a Balestero per Coi che cerca di andarsene, la mette al centro, la smanaccia Riccardo Gnata, ci prova adesso fino all'ultimo secondo ad allargare, accorciare, scusate, ma niente da fare, finisce la gara con un Forte dei Marmi che veramente conduce una gara in maniera perentoria, apre le marcature Casas dopo 21 secondi, la risposta di Tataranni al 12°, lì entra in cattedra la premiata ditta Maremmani Ambrosio, 2 assist di Maremmani, 2 gol di Ambrosio, chiudono il primo tempo sul 3-1. Nel secondo tempo si apre con il Forte dei Marmi che cerca di spingere ma resiste lo Scandiano fino al 9° minuto, al 9:45 Ambrosio sul tiro diretto sigla il 4-1, da lì in poi è una discesa incredibile, al 12° Ambrosio per il 5-1, poi Giovannetti dopo 1 minuto per il 6-1, il rigore di Tataranni è parato, il Forte dei Marmi praticamente assalta la formazione del Correggio, ma un ottimo, veramente superlativo Verona gli impedisce di allargare ulteriormente, quando manca una manciata di secondi accorcia ulteriormente Festa, 6-2 il risultato finale.
dunque adesso rimane soltanto da vedere quello che sono stati i voti per quanto riguarda il top player, il campionato di serie A1. In questo campionato lo sponsor rosso-blu della VN Vetizia, la birra prodotta a Seravezza nel cuore della Versilia, va a premiare i due giocatori, uno per parte, che hanno secondo gli esperti presenti qua al palazzetto dovrebbero essere, se non vado errato, 11 i voti. Secondo questi 11 esperti si danno dei voti e vediamo chi vincerà il premio, che poi consiste in realtà soltanto, se vogliamo, ma sicuramente è molto importante, in un capolavoro che si chiama Magnum della Vetizia. Perciò un premio importante, ma soprattutto il premio come miglior giocatore della propria squadra nell'occasione. Vediamo adesso il presidente Piero Tosi con le due Magnum, e io credo che a breve ci voteremo per noi per andare a prenderla a centropista. Vediamo quali sono i due giocatori che hanno fatto. Gabriele Ambrosio è il top player del Forte dei Marmi in questa gara, mentre Verona è il top player per quanto riguarda lo Scandiano. Dunque questi sono i due giocatori che hanno meritato il titolo di top player in questa gara. Adesso li vedremo a centropista per la premiazione. Eccolo il nostro Gabriele Ambrosio, capocannoniere, immagino, di questa Serie 1 al momento. Ambrosio e Verona, i due vicini, hanno giocato assieme a Lodi. La foto di rito, ed è veramente tutto. La VN Vetizia premia soltanto i migliori, e dunque i migliori questa sera sono Verona per lo Scandiano, Ambrosio per il rosso-blu. Grazie ancora per chi ha avuto la voglia e la pazienza di seguirci. Un grazie all'amico Giulio Arnolieri per il commento, un grazie all'amico Giuseppe Nardini per le riprese e la parte tecnica. Da parte di Fabrizio Ercolini è tutto, a risentirci alla prossima.